Sono qui per dirvi che ho accettato, ed è per me davvero un grande onore, l'offerta che mi è stata fatta dal Partito Democratico e da Più Europa di essere un candidato comune per le prossime elezioni politiche. Perché lo faccio? Lo faccio perché le prossime elezioni sono probabilmente le più importanti che abbiamo e che forse avremo per parecchi anni. Calano Lasso, Cottarelli, PD e Più Europa e il super tecnico più volte papabile per la presidenza del Consiglio, il nome forte del centrosinistra che così tenta di agguantare il voto moderato. Del resto, una delle partite è proprio questa, in vista dell'ormai certa alleanza tra Renzi e Calenda, che diverse fonti dicono sarà ufficializzata già nelle prossime ore. Sulle questioni di fondo l'accordo è raggiunto, ha detto lo stesso Calenda, ma per i Dem l'avversario principale resta Fratelli d'Italia, con Letta all'attacco diretto di Giorgia Meloni. È evidente che Giorgia Meloni sta cercando di riposizionarsi, cioè cercando di cambiare immagine, di cipriarsi, però mi sembra un'operazione abbastanza complicata. Meloni è adeguata a essere premier, le parole di Silvio Berlusconi, che sembra superare le iniziali ritrosie sulla leadership del centrodestra, cavaliere che ha sciolto le riserve e si candiderà al Senato. Tra i cavalli di battaglia la flat tax, Forza Italia la vuole al 23, la Lega punta al 15. Noi vogliamo nel primo anno introdurla per le partite IVA fino ai 100.000 euro annui e poi progressivamente negli altri 4 anni di mandato introdurla il più possibile anche per i dipendenti. Prospettiva che infiamma anche la politica locale, irricevibile, anzi anticostituzionale per articolo 1. Nessuna delle grandi democrazie occidentali, per intenderci, nessuna delle grandi democrazie che hanno importanti sistemi del welfare ha sistemi di tassazione come quelli proposti dalla Lega piuttosto che da Forza Italia, ma appunto sistemi graduati diversamente ma impostati secondo il principio della progressività o della proporzionalità. Questione di sostenibilità per Italia Viva. Quando io dico che porto l'aliquota al 15%, vorrei che mi si dicesse quanti introiti in meno ha il governo, cioè lo Stato italiano, e come vengono compensati i minori introiti, perché è chiaro che questo significa sfasciare il paese.